Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee Persone Miso Veneto. Oggi è il 23 di maggio, sono le ore 21.00 precise, siamo in diretta dagli studi di Rubano. Oggi parliamo di argomenti sentiti, mancano pochissimi giorni alle elezioni, sapete che il 26 c'è la tornata elettorale che prevede la combinazione europee e non per tutti i comuni, alcuni comuni andranno al voto, quindi grande suspense perché da 15 giorni i sondaggi non sono più pubblicabili, siamo in pieno regime par condicio e oggi quindi parliamo di Europa e parliamo di Italia. Gli argomenti sono tanti, sicuramente un po' di scadimento generale degli argomenti della politica, molte contrapposizioni, molto mostrare i muscoli, alla fine però degli argomenti reali non se ne parla. Ne parliamo a proposito con i nostri graditissimi ospiti che vado a presentare. Abbiamo l'avvocato Luca Favini, che è membro del coordinamento Regione Veneto Forza Italia. Buonasera. Benvenuto avvocato. Poi di nuovo abbiamo Nicola Longo, che è candidato sindaco di Cadone, che è un comune in provincia di Padova del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto. Poi ancora Isabella Dotto, che è invece candidata alle europee per Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti i telespettatori. Benvenuta. E poi da ultimo, ma non per ultimo, Angelo Zanellato del Partito Democratico. Buonasera. Ecco, salutiamo con affetto la candidata sindaco di Sanguinetto e Venera, la Katy Ferrigato, che doveva essere qui con noi ma ha avuto un malore, quindi veramente sinceramente da tutti noi un grande in bocca al lupo, un grande abbraccio. Bene, come sapete siamo in par condicio, quindi cominciamo da Luca Favini. Avvocato, oggi più che mai io parto dal presupposto che è sempre bello poter avvicinare la politica alle persone, alla realtà, quindi ecco 2 minuti veramente per presentarsi. Sì, buonasera. Che dire, non è molto facile ovviamente parlare di sé uscendo dagli schemi medi dai quali siamo abituati. Comunque, essenzialmente io mi sono laureato a Bologna, ho proseguito i miei studi poi successivamente all'interno di uno studio legale e ho passato poi il mio esame e in questo momento io sono avvocato e attualmente sto facendo la mia professione. E contestualmente io ho una delle altre attività, oltre al mio studio legale nel quale lavoro, che è abbastanza noto, per cui sono anche abbastanza contento perché in questo studio ovviamente riesco in qualche modo a ottenere una buona visibilità e lavorare molto bene, questo mi rende molto contento. Parallelamente comunque, come dicevo, io lavoro nel campo dell'agricoltura perché seguo un'azienda agricola e facciamo anche del vino, che è una cosa che mi piace molto. Ovviamente è un po' a tempo perso perché ovviamente non è facilissimo, facendo l'avvocato e seguendo anche un po' la politica, riuscire parallelamente a fare altri lavori, però mi avvicina moltissimo alle campagne, alla vita imprenditoriale, alle difficoltà del mondo reale, del mondo dell'imprenditoria. Parallelamente, come dicevo, io mi arrangio, lavoro parecchio all'interno del campo politico. Per fortuna, confesso, non ho alcun ruolo e alcuna carica. Questo è per me alcuna carica elettiva specifico che mi permette di essere una persona libera e di potermi esprimere all'interno del campo politico liberamente, poter dire più o meno quello che voglio. All'interno però del partito di Forza Italia sono anche molto fortunato perché faccio parte del direttivo che mi permette di vedere all'interno del partito del Veneto di Forza Italia, di vedere esattamente quello che succede, quali sono le strategie politiche per riuscire a rimanere forti, saldi all'interno di questo paese e all'interno del Veneto per poterlo soprattutto aiutare, visto che in questo periodo la politica non è di grande aiuto. Benissimo, ecco Favini, le faccio una domanda diretta. Qual è la prima cosa che pensa la mattina quando si alza? Al lavoro, a riuscire a produrre, a riuscire a fatturare, ad andare avanti, perché non è facile, sono anni difficili, le partite IVA sono in difficoltà e tengo molto al fatto di riuscire in qualche modo ad affermarmi e aumentare il mio bacino di clienti e avvicinarmi il più possibile alle persone, perché all'interno del mio studio faccio spesso delle conferenze a tema sociale, culturale, per riuscire a avvicinare il più possibile le persone. Per me questo è il comunicare, lavorare e migliorare nel mio campo lavorativo, per me è il mio precetto. Benissimo. Benissimo, allora Nicola Longo, anche lei se vuole la possibilità di presentarsi. Chi è Nicola Longo? Se è un amico, ecco, magari l'aiuto un attimo perché è un po' difficile parlare di sé, dai, alla fine c'è sempre quel confine
e sottile che uno può interpretarla come presunzione. Che cosa come la definirebbero i suoi amici? Longo. Ma mi definiscono un po' giocherellone in generale, nel senso che molte volte non sanno mai se scherzo o se dico le cose seriamente, e questo alle volte mi crea imbarazzo perché poi sono anche abbastanza serio. A parte questa cosa qui, cerco di essere molto professionale nel mio lavoro. Io sono un consulente energetico per le aziende, ultimamente lavoro anche per i privati che portano le loro problematiche, quindi riusciamo ad affrontare lo stesso, ma soprattutto mi sono concentrato sul campo della mobilità elettrica, un settore in grandissima espansione. Ritengo che sia un po' il futuro. Io un po' nella mia vita ho sempre cercato quelle opportunità che cercavano di guardare avanti, e la stessa cosa l'ho fatta nel mio studio, perché io sono laureato poi in scienze geologiche, anche se sfortunatamente non sono riuscito a esercitare la mia professione in maniera molto consistente, ma ho sempre lavorato un po' nel campo ambientale. La mia predilezione per l'ambiente poi si è trasferita un po' nella politica, un po' per scherzo anche qui, dal momento che mio padre aveva svolto politica negli anni, insomma, della maturità. Io l'ho sempre un po' evitata, però nel momento in cui mi sono accorto anche delle problematiche del nostro paese, ho detto mi devo mettere in gioco anch'io, e ho cercato di portare questi temi ambientali, di rispetto dell'ambiente, del nostro mondo, anche nella gestione della cosa pubblica. Mi candido anche nel nostro comune proprio con questo obiettivo, quello di riuscire a lasciare all'amministrazione successiva o a un'altra nostra amministrazione un paese molto più rispettoso del proprio ambiente. E su questo mi allaccio un po' all'agricoltura. La nostra idea è quella di creare un biodistretto proprio a Cadoneghe per attirare gli agricoltori, gli imprenditori agricoli. Ormai non sono pensavo mi avvicino a Forza Italia. No, assolutamente. La porta è sempre aperta, No. comunque ci venga a trovare anche in campo agricolo, l'aspettiamo. Benissimo. No, perché c'è un nuovo compromesso. No, su quello sarebbe una notizia. Va bene. Io cerco sempre di differenziare la parte professionale e la parte politica, certo, perché va poi bene, ci sta. La stupiremmo, lo sa, vero? Sempre. Grazie Longo. Allora, Isabella Dotto, invece, anche per lei 2 minuti e così 30 secondi più o meno anche gli altri si sono presi. Sì. Allora, chi è Isabella Dotto? Isabella Dotto si è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma. Successivamente sono entrata in magistratura, ho espletato le funzioni di pubblico ministero onorario per circa 18 anni, prima presso la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa e successivamente, a seguito dell'accorpamento della Procura della Repubblica di Bassano, il Tribunale di Bassano con Vicenza, ho espletato le funzioni presso il Tribunale di Vicenza. A far data 2015 ho sempre collaborato con il consigliere regionale Sergio Berlato di Fratelli d'Italia nella redazione di provvedimenti come per esempio mozioni, interrogazioni, insomma dal punto di vista legislativo ho dato sempre il mio supporto al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Tutt'oggi do sempre il mio supporto, collaboro con il consigliere regionale Sergio Berlato e sono assessore alla trasparenza e all'anticorruzione presso il comune di Vicenza. Sono iscritta in un partito che è quello, appunto, come dicevo prima, di Fratelli d'Italia, in quanto riconosco in questo partito quei valori per me sono fondamentali, quali la giustizia, la legalità, l'onestà, ma soprattutto la coerenza. Ritengo che Fratelli d'Italia sia uno dei pochi partiti in cui venga fatto valere questo valore fondamentale che è quello della giustizia. Un paese però, dottor, la interrompo, torniamo un po' sulla persona, sì. Volutamente. So che le donne non hanno difetti in genere, no? Questo è un po' un cliché che riscontro, quindi considerando che lei non ha difetti, il suo pregio principale quale potrebbe essere? Più che difetti io le definisco caratteristiche, ognuno di noi ha le sue caratteristiche. Possono essere distinte in difetti, in pregi. Il mio primo pregio è quello di essere una donna determinata e soprattutto coerente, che non è di poco conto. Sono schietta, dico quello che penso, senza se e senza ma, quindi sono abbastanza poco diplomatica. Bene. D'accordo, ecco, grazie. E invece adesso diamo la parola a Zannellato. Zannellato, lei ha un sacco di esperienza nel campo politico, quindi cerchiamo invece di parlare un po' di lei come persona. Più che altro le faccio una domanda: come le piacerebbe che gli altri la ricordino o la ricordassero eventualmente?
come uno che ha cercato, nel limite delle sue capacità, di far crescere il suo territorio e creare le condizioni finché le persone, i giovani in particolare, avessero un futuro. Questo è quello che a me interessa. Io sono un diplomato in agraria, sono stato fino all'anno scorso presidente del collegio degli agrotecnici provinciale, ho svolto un'attività professionale che continuo a svolgere ancora, che varia dalla ricerca di finanziamenti europei, questa era la mia attività prima di andare in regione, perché ho fatto il consigliere regionale per 2 anni e mezzo, e dopodiché ho proseguito la mia attività facendo l'ispettore per conto di una società che lavorava per Agea e controllavo la produzione e l'utilizzo dello zucchero in Italia, e quindi questa era la mia attività di tipo professionale, oltre che collaboratore con il tribunale come CTP o CTU a seconda delle situazioni. Attualmente ho il ruolo, che è quello che mi fa trascorrere un po' di tempo, di presidente della Polesine Film Commission, perché sono convinto che la cultura, il cinema, la valorizzazione dei prodotti, il territorio siano elementi importanti per attrarre persone, per dare anche nuove opportunità nel mondo lavorativo, in particolare i giovani, perché i giovani sono quelli che poi da queste cose riescono a sviluppare nuove opzioni. Ho fatto l'amministratore di alcune società pubbliche che mi vanto di aver avviato, fatte viaggiare bene e poi lasciate ad altre, come succede in politica. Attualmente ne gestisco una che fa telecomunicazione, si chiama Polesine TLC, e ho gestito per anni il Consorzio per lo sviluppo del Polesine, che agiva, è un soggetto pubblico che si sostituisce alle pubbliche amministrazioni per facilitare e velocizzare l'aggregazione e la creazione di progetti cosiddetti di sistema. Ecco, questa è un po' la mia esperienza. Oggi come ruolo politico sono all'interno dell'esecutivo regionale del Partito Democratico, ma ho fatto un po' tutto il percorso dal consigliere comunale al segretario di Partito della Democrazia Cristiana, perché la mia è una storia che proviene dalla Democrazia Cristiana, che oggi è... Benissimo, benissimo. Ecco, bene, dopo aver fatto questo giro, direi che sicuramente possiamo passare. Marco sarà pronto con il nostro regista, sarà pronto con la pubblicità, però ecco, voglio sicuramente usare un riferimento di Zannellato, i giovani. Non si parla dei giovani, oggi non se ne parla più, non c'è più tempo, c'è tempo solo per manifestazioni, c'è solo una ricerca esasperata del consenso mediatico, però non si parla più dei giovani. La pubblicità e approfondimenti successivi, rimanete incollati al televisore. E quant'altro, però la prima cosa che dobbiamo normalizzare siamo noi. Nella mia testa il sogno di diventare imprenditore già a 16-17 anni. Sei molto più preparato di me. Un grande applauso per la
Mirano Ottica Vittoria, centro contattologia. Occhiali e prodotti delle migliori marche. Garantiamo un risparmio fino a metà prezzo. Lenti da vista. Una lente la regaliamo noi. Bene, ecco, dopo un giro di stacchetti pubblicitari, grazie ai nostri sponsor. Allora, Avvocato Favini, Forza Italia in questa kermesse elettorale l'abbiamo vista un po' stanca, un po' assente, una fuoriuscita di membri anche di rilievo che hanno lasciato il partito per andare ai Fratelli d'Italia, per la maggior parte. Com'è la situazione reale? Secondo me non è del tutto così. È vero, ovviamente i partiti, come tutte le realtà, come le famiglie, come i governi, come gli stati, hanno dei momenti di flessione, crescono, poi hanno un momento di abbassamento e poi ricrescono. Può capitare. Essenzialmente c'è un momento di leggera meno spinta, ma non è realmente così. Noi per esempio abbiamo avuto delle uscite, ma abbiamo avuto anche degli acquisti. A Padova il consigliere Moneta, leggendo sui giornali ultimamente, è stato portato all'interno del partito ed è una bravissima persona, è un altro avvocato, un altro collega ed è sicuramente una persona che ci aiuterà e ci supporterà. Abbiamo ovviamente visto uscire la Mosco, per dire, all'interno del Consiglio di Padova, però la Mosco ha fatto le sue scelte, è voluta andare da un'altra parte, è voluta andare alla Lega, questa è la sua scelta. Però in realtà il partito, se noi guardiamo anche in questo periodo qui, per carità, abbiamo avuto Berlusconi... Anche la Gardini è andata via. È vero, però queste sono scelte politiche, squisitamente politiche. Se vogliamo, la Gardini essenzialmente è stata all'interno del nostro partito per tantissimo. Io potrei dire che potrei andarmene, non ho nessuna carica elettiva, non mi hanno messo all'interno da nessuna parte, ho sempre aiutato, mi sono sempre dato da fare, per carità sono all'interno del direttivo, una bella fortuna, vedo delle realtà fantastiche, però non mi hanno dato mai nessuna carica elettiva e forse l'ho voluto anch'io, vi dirò la verità, però non è che me ne sono andato. La Gardini essenzialmente è sempre stata all'interno, è stata in Europa, ha potuto viaggiare, ha potuto lavorare, ha visto delle realtà interessantissime e alla fine ha deciso di andarsene perché non ha più avuto lo spazio che desiderava. Adesso è il momento di Berlusconi che sta tornando, anche perché in Veneto è candidato e quindi lui avrà la possibilità di riconfermarsi e ritornare all'interno della politica con un ruolo attivo. È giusto che anche lei si faccia da parte, essenzialmente, per una persona che gli ha dato tantissimo, perché essenzialmente Berlusconi è stato colui che le ha permesso
di poter avere una sua realtà all'interno dell'Europa, perché senza di lui lei non sarebbe esistita, diciamocelo, essenzialmente perché è lui il padre di questo partito, per cui va anche riconosciuto e va anche accettato di farsi da parte in certe occasioni. Ecco, però diciamo questa stanchezza anche in campagna elettorale, cioè mentre altri partiti in piazza a discutere su Facebook, invece abbiamo visto Fratelli d'Italia un po', Forza Italia, pardon, un po' sottotono, cioè come mai? Perché in genere Berlusconi, noi siamo stati abituati con campagne elettorali Berlusconi molto di prima linea, invece questa volta un po' sottotono. Allora, non lo so, sarà una sensibilità diversa, però io ho visto in questi giorni Berlusconi in televisione, per carità non è andato nelle grandi piazze, però abbiamo visto che ha avuto anche un momento di difficoltà, per cui è anche umano che una persona abbia bisogno di dei tempi di recupero, però in televisione l'abbiamo visto, è spesso ovunque, questa sera credo che sia anche al Corriere, credo, non mi ricordo più adesso, ho visto che comunque fa delle comparsate in continuazione, per cui è ovunque e sinceramente... ora vedo che il mio amico M5S ride, però io adesso vorrei dire una cosa, sinceramente. Io oggi Di Maio e Conte sono andati di fronte a Confindustria e Confindustria si è abbondantemente scocciato del fatto, il presidente, del fatto che Di Maio tendenzialmente passa il suo tempo sui social network e posta i suoi ipotetici risultati, ma i suoi demeriti non li posta. E sinceramente hanno chiesto a Confindustria più realtà, più economia, più lavoro e meno social network, essenzialmente, e meno realtà virtuale. Per cui non è che ci sia tanto da ridere in questo. Per cui io credo che Berlusconi si stia dando da fare e anche il partito ovviamente si sta dando da fare. Probabilmente ci sono delle difficoltà, ma sono superabili essenzialmente. Il partito è comunque forte, è comunque presente. Ovviamente siamo meno forti di un tempo, ma non vuol dire che ciò non ci permetta di riprenderci. Ricordiamoci che la Lega anni fa è stata quasi al 3%, ha avuto dei momenti di difficoltà che erano estremi. Per cui non vuol dire che il partito non possa riprendersi e riprendere una volata. È questione di momenti, tempistiche e questo momento probabilmente passerà. Va bene. È stato perfettamente nei tempi. Allora, Longo, la domanda cattiva contro i 5 Stelle gliela faccio dopo. E questa volta invece sono più buono e così parliamo un po' di Calone. Come sta andando la campagna elettorale? Beh, è una campagna elettorale finalmente molto intensa. Ci sono 6 candidati sindaci, 14 liste per una città di 16.000 abitanti. È decisamente un numero molto numeroso che testimonia la partecipazione dei cittadini. Non nascondiamo che riteniamo che qualche lista siano delle liste civetta. C'è qui il collega di Forza Italia, posso dirgli che l'ex candidato sindaco di Forza Italia ha formato una lista che sostiene il Partito Democratico e quindi siamo veramente agli assurdi oppure alla conferma del patto del Nazareno, anche perché questa forza politica in questi 5 anni è stata la stampella Forza Italia è stata la stampella del sindaco di sinistra. Quindi si stanno un po' delineando queste figure. Ci sono stati dei personalismi che hanno diviso la sinistra, in parte hanno diviso anche la destra. Noi ci presentiamo come forza alternativa, abbiamo fatto un'esperienza con le nostre 2 consigliere di 5 anni in cui abbiamo cercato di fare un'opposizione di proposta, abbiamo avuto una totale chiusura da parte della giunta di sinistra e ci candidiamo invece per portare avanti semplicemente i temi che abbiamo già affrontato nella scorsa legislatura. Diceva prima i giovani, abbiamo avuto un segnale finalmente di grande partecipazione dei giovani, sia attiva con le liste, ma anche passiva, nel senso che prima di questa campagna elettorale nei mesi precedenti ci hanno contattato un gruppo di giovani consistente, perché noi se pensiamo 35 ragazzi che si trovano, elaborano un documento, fanno delle richieste, chiedono ai candidati sindaci un impegno, mi sembra che sia un segnale di politica veramente nuova e questo, se permettete, cozza un po' col fatto che abbiamo un 83enne che vuole andare in Europa ancora a dire come bisogna gestire l'Europa dopo che ha distrutto l'Italia in questi ultimi 20 anni. Non che stanno meglio adesso, eh? Ma decisamente sì, almeno nei termini di onestà, nei termini di trasparenza. Io oggi ho parlato col ministro, trovare il modo di fare le leggi col insieme. Ministro dell'Ambiente e ci ha spiegato le difficoltà che stanno affrontando anche all'interno dei ministeri, con i funzionari che probabilmente erano anche abituati a un altro regime, a un'altra modalità
di esecuzione delle leggi, però ci hanno detto tutti i provvedimenti che stanno portando avanti su nostre precise richieste. Io veramente faccio un plauso al Ministro, è la prima volta che incontro un Ministro, faccio un plauso per la chiarezza, per la trasparenza e l'efficacia con cui ha trasferito i nostri quesiti. Bene, ecco, volevo chiedere, volevo un po' sapere da lei come si stanno muovendo i suoi concorrenti candidati, cioè che atteggiamento c'è a Cadone, perché vedo che comunque è una piazza dove i social vengono usati in maniera importante, gazebo, ospiti esterni, quindi c'è un movimento, stranamente sembra uno dei comuni più agguerriti dal punto di vista della comunicazione. È un comune che dal dopoguerra, a parte una breve parentesi democristiana, è sempre stato gestito dalla sinistra. E quest'anno c'è veramente la possibilità e la volontà, soprattutto da parte dei nostri cittadini, di un cambiamento. L'ultima amministrazione è stata un'amministrazione che ha gestito senza guardare al futuro. I cittadini sono molto curiosi proprio per queste numerose liste che propongono un cambiamento e c'è una forte attività elettorale con tantissimi comizi, tantissimi incontri con i cittadini. Abbiamo avuto 3 confronti tra i candidati sindaci, uno in particolare con una palestra assolutamente piena, in cui ci sono state delle schermaglie politiche anche importanti, ma soprattutto la cosa molto positiva è che tutti gli schieramenti hanno portato delle proposte che, se le mettessimo insieme con un puzzle di buon senso, riusciremo a trasformare assolutamente il nostro Paese. Benissimo. Dotto, cosa vuol dire per Fratelli d'Italia l'Europa? O meglio, ancora, le faccio una domanda ancora più specifica: come le piacerebbe che cambiasse l'Europa? Sì, noi vogliamo e pretendiamo che l'Europa possa cambiare finalmente, perché queste elezioni europee saranno una grande chance per poter appunto effettuare questo cambiamento. Se si riesce a tenerlo su, benissimo. Va bene. È un po' più su perché altrimenti... Sì, forse meglio. Il bello della diretta. Sì, chiedo scusa. Dicevo, l'Europa di oggi, l'attuale Europa, l'Unione Europea, è in realtà una entità sovranazionale che è guidata e rappresentata da tecnocrati, da burocrati, da lobbisti. Bruxelles attualmente è la capitale dei lobbisti, che disattende assolutamente quelli che sono gli interessi della maggior parte dei paesi che sono ricompresi nella Unione Europea. Ebbene, noi come Fratelli d'Italia, tra i vari appunto programmi, tra le varie proposte, vorremmo realizzare questo passaggio da questa Unione Europea ad una confederazione di stati nazionali liberi e sovrani che possono cooperare tra di loro per affrontare quelle problematiche, quelle questioni urgenti che l'Europa deve trattare necessariamente assieme a tutti i paesi dell'Europa, come il tema della sicurezza, dell'immigrazione controllata, la politica estera, eccetera. Però mantenendo ogni nazione dovrà comunque mantenere, tutelare o meglio difendere quelle che sono le proprie identità, le proprie tradizioni. Noi infatti vogliamo far rispettare una volta per tutte il nostro paese, l'Italia, la nostra nazione, la nostra patria, come la chiamiamo noi in Europa, perché fino ad oggi abbiamo avuto una politica di austerità asfissiante e che ha assolutamente compromesso il nostro tessuto produttivo, le nostre imprese, ha impoverito le popolazioni della maggior parte dei paesi europei. Ebbene, noi vogliamo porre fine a questa politica di austerità e vogliamo invertire la rotta in Europa. Invertire la rotta per noi significa fare in modo che questo diventi, l'Italia, diventi un paese in cui finalmente diventi assolutamente vantaggioso poter aprire un'attività imprenditoriale, fare impresa, investire, implementare anche gli investimenti pubblici, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Queste sono sostanzialmente le nostre ricette. Quindi vogliamo fare in modo che l'Italia possa finalmente essere rispettata all'interno dell'Unione Europea. Benissimo. Ecco, diciamo che quindi un'Europa, secondo lei, adesso c'è un'Europa un po' diciamo a guida tedesco-francese, una Europa dove si tende un po' a livellare i prodotti, quindi lo spaghetto deve essere uguale per tutti, quindi noi lo facciamo con grano duro, loro, cioè non so, un'altra nazione con grano tenero, deve essere come piace agli altri, quindi
sicuramente un'Europa che finora, non so come la vedete voi, ma sicuramente un'Europa oggi che ha un po' livellato le nostre prerogative, perché noi come Italia abbiamo tantissime specialità. Certamente se ci dicono che la vongola deve essere quella italiana, non può essere quella europea perché ha una dimensione diversa, sicuramente è una cosa diciamo da valutare, da approfondire. Questi aspetti sicuramente vanno considerati in un'ottica europea, dove è vero che dobbiamo pensare ad una nazione europea unica, però credo che Fratelli d'Italia voglia invece salvaguardare le identità nazionali. Esatto, infatti il nostro è un partito che vuole salvaguardare il Made in, vuole salvare il Made in Italy. Noi abbiamo molte eccellenze nel nostro territorio, molte imprese che purtroppo hanno dovuto emigrare in altri paesi europei perché evidentemente in altri paesi trovavano delle condizioni molto più vantaggiose, e questo non va bene. Noi dobbiamo tutelare le nostre eccellenze che sono appunto radicate nel nostro territorio. Abbiamo peraltro una grandissima fortuna di avere dei grandissimi marchi, delle grandi eccellenze, e queste devono essere tutelate. La politica deve fare in modo di fare gli interessi, soprattutto in Europa, della nostra nazione. Dobbiamo farla rispettare sotto questo profilo. Benissimo. Allora, Zanellato, prima fuori onda parlavamo di autonomia. La Lega oggi è assente, come abbiamo detto, purtroppo c'è stato un impedimento, non si è riuscito a trovare un sostituto, però c'è un grave problema, veramente, io lo definisco grave perché comunque, siccome questa trasmissione del giovedì, voi avete visto che adesso chiedo a Marco magari di fare una globale, c'è la bandiera di San Marco, quindi qua si parla di autonomia, si parla di aspetto identitario del Veneto, si parla della consapevolezza di essere i rappresentanti fisici, gli ambassador, come dire, quelli che portano il nome del Veneto ovunque. Però, diciamo, dal punto di vista politico c'è stato un grande tradimento di Zaia. Sì, posso dire a partire dall'intervento prima per poi arrivare a questo. Cioè noi oggi stiamo parlando di Europa e ci lamentiamo del fatto che in Europa non siamo difesi. Ma io vorrei chiedere, i nostri parlamentari che sono in Europa, quante volte partecipano, seguono le cose dal primo momento che si muovono e trovano un'alleanza? Quanti di questi? O vanno solo a votare la normativa, il regolamento, ciò che altri hanno già scelto? L'Europa è formata dall'insieme di interessi. Allora, o noi siamo lì a difendere i nostri interessi oppure no. Noi oggi ci troviamo che moltissimi dei capolista, parlo Lega, parlo 5 Stelle, parlo Forza Italia, sicuramente non andranno in Europa. Allora dico, come possiamo lamentarci del fatto che non entriamo, che siamo penalizzati quando noi non andiamo a difendere i nostri interessi? Poi ritornando alla domanda, io credo di dire senza che nessuno mi possa smentire che Salvini ha venduto Zaia e l'autonomia al Meridione. Questo è quello che è successo. Zaia ha speso 16 milioni di euro per fare un referendum che non serviva a niente. Aveva avviato un procedimento col governo precedente sul fatto dell'autonomia, vogliamo tutte le 23 deleghe, poi alla fine siamo arrivati, lo facciamo domani, lo facciamo postdomani, e poi alla fine, il risultato finale, lo dicevo un mese e mezzo fa, l'autonomia non verrà realizzata, non verrà fatta. È una presa per i fondelli. Allora la gente che continua a aver fiducia di queste persone, io credo che un po' di riflessione la debba fare. Se poi affrontiamo il tema, ad esempio, degli ospedali, voi siete andati in ospedale a parlare con i medici? Io ci sono andato. È una vergogna. La regione che aveva la materia delegata, perché la sanità è una materia delegata, la regione cosa ha fatto? Si è preoccupata di concordare con le università il numero di eventuali medici da mettere sul mercato? La regione si è preoccupata di fare tutta una serie di valutazioni rispetto alle esigenze che ci sono su un territorio? Per quale motivo andiamo ad investire determinate risorse, e lo dico senza aver problemi perché non ho rapporti con nessuno,
facilitando i servizi sanitari ai privati e tenendoci come sanità pubblica quelle realtà che costano e danno poca risposta economica per la gestione della sanità. Questo è quello che sta avvenendo. Quindi vuol dire che tutte queste scelte insieme stanno penalizzando l'autonomia, l'autodeterminazione e l'autogestione. Allora, probabilmente, quando parliamo, con tutto il rispetto delle idee degli altri, quando parliamo dell'Europa dobbiamo anche parlare di numeri. Tanto tempo fa l'Europa contava come popolazione il 40% della popolazione. Oggi siamo il 19% sulla popolazione europea, perché noi stiamo oggi parlando di globalizzazione, non stiamo parlando di quello che è vicino a casa nostra. Benissimo. Quando parliamo di autonomia, di autodeterminazione, parliamo di una popolazione di 4 milioni di abitanti. Ma di cosa stiamo parlando? Di nessuno. Siamo una piccola cosa in un oceano. Ecco perché l'Europa invece è necessaria l'Europa, è necessaria andare in Europa, stare là, guadagnarsi i soldi che l'Europa ci dà per fare i parlamentari e fare lobby, cercare di mettere insieme con gli altri per portare a casa gli interessi anche di un territorio che oggi sta naspando, perché le nostre imprese stanno naspando, perché non hanno più possibilità di fare investimenti e di operare. Benissimo, grazie. E a proposito di questo, una domanda uno spunto interessante, Favini, visto che comunque lei si è professato imprenditore, esperto nel settore, come mai questo governo, cioè paradossalmente il PD che era il governo precedente ha fatto tante iniziative, Industria 4.0, il Job Act, poi vabbè non è stato capito e strumentalizzato, però almeno pur essendo di sinistra ha fatto qualcosa per le imprese. Invece questo governo comunque non ha fatto nulla per le imprese. Questo attuale, cioè quindi Lega e 5 Stelle non hanno fatto nulla per le imprese, anzi. Ecco, quindi... No, io infatti mi riallaccio al discorso che stavo facendo precedentemente. È esattamente questo il problema. Confindustria, quando ha accolto Di Maio e Conte, non li ha accolti calorosamente, li ha accolti con freddezza, perché in realtà le manovre che hanno fatto sono disincentivanti e non aiutano assolutamente il mondo lavorativo, ed è un grosso problema che si sta creando. Non è che Confindustria si lamenta o pianta i piedi perché è capricciosa, non ha alcun motivo di farlo, ed è evidente che la Lega essenzialmente si è legata ad un partito con i quali, se non sbaglio, si legge in giro adesso ci sono tipo 25 o 30 punti che hanno di contrasto, che quindi non possono fare delle leggi insieme, non hanno la capacità, perché è come se fossero due figure politiche completamente diverse. È difficile che riescano poi a partorire, per esempio, il decreto sulla sicurezza, che viene bloccato da Di Maio. È difficile che venga fatta l'autonomia, perché ovviamente, come dice il nostro amico del PD, scontenta poi il meridione. E quindi alla fine dei conti ci troviamo in una situazione di stallo assoluta, non va bene questa situazione, e i lavoratori sono completamente vessati. Il lavoro a termine, per dire, Confindustria l'ha detto specificatamente, rende ancora più difficile in realtà l'assunzione delle persone, perché ovviamente loro puntano idealmente, con una forma ideologica, al lavoro a tempo indeterminato. Benissimo, va benissimo, però in realtà la realtà di oggi, il mondo di oggi è totalmente diverso, è molto più veloce e spesso c'è bisogno di avere il lavoro a termine più flessibile, purtroppo, c'è poco da fare. Bisogna in realtà non dare il reddito di cittadinanza, ma bisogna in realtà detassare le nuove assunzioni, come dice Berlusconi, che per quanto il signore qua dica che è un anziano, non lo vedo per nulla così, perché detassare il lavoro delle persone che vengono assunte nuovamente permette di inserire i giovani all'interno del mondo del lavoro, quindi permettendo di gravare meno sulle imprese, per esempio per un tempo di 6 anni, che questa è la proposta che ha fatto Berlusconi anche per queste europee, in modo da aiutare e incentivare il lavoro e non disincentivare, come hanno segnalato Confindustria, verso questo attuale governo ovviamente, che ha disincentivato il lavoro. Ecco, tocca a lei, Longo. Cioè, posso dare qualche il risposta suo spazio, a provocazioni? il suo spazio può fare quello che vuole. Beh, la prima sicuramente è che il Movimento 5 Stelle, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle lo dimostrano in Parlamento, in Consiglio regionale, ma soprattutto in Europa, non vanno lì per non andarci. Noi abbiamo un unico mandato. Quando veniamo eletti in Europa, a Venezia o a Roma, noi andiamo a lavorare.
probabilmente si riferisce a qualche altro esponente anche del Partito Democratico che in passato non ha dato questo esempio di grandissima frequenza. La seconda cosa che mi sento di dire, stiamo criticando la sanità del Veneto, indubbiamente perché sta andando verso una deriva assolutamente privatistica, questo lo stiamo vedendo dappertutto. Certo che se l'esempio della sanità è quello della sanità umbra del PD, dove ci sono una marea di scandali e dove lo stesso partito non ha il coraggio di sfiduciare la propria Presidente della Giunta regionale, ecco, ben venga un'amministrazione completamente diversa. Cosa hanno fatto il nostro governo per le aziende? Ma probabilmente non tutti siete informati che l'industria 4.0 è stata prorogata, l'iperammortamento è stato prorogato, l'IRES è diminuita, hanno diminuito l'IMU sui capannoni, che erano delle richieste che gli industriali ci avevano fatto prima delle precedenti elezioni. E probabilmente i dati che stanno uscendo adesso, che sono i dati in cui le assunzioni a tempo indeterminato stanno aumentando, la disoccupazione in generale sta aumentando, sta diminuendo anche nella nostra regione fortunatamente, addirittura abbiamo delle problematiche ad avere delle competenze adeguate per quello che gli industriali richiedono. E guardate che in questa campagna elettorale io mi sono confrontato con le piccole e medie imprese, ma mi confronto abitualmente con la mia attività, e il problema non è tanto quello che non trovano le persone, non trovano le persone preparate. In questo abbiamo mancato come paese, abbiamo mancato nel preparare i medici che devono sostituire i medici che vanno in pensione, abbiamo mancato nel preparare i tecnici specializzati. Ma io mi chiedo, ma chi ha governato l'Italia fino all'anno scorso? Fratelli d'Italia dov'era? Ha governato con Berlusconi, il PD ha governato, e abbiamo visto, lo stiamo vedendo adesso in nostra realtà, insieme a Forza Italia. Ha governato Renzi negli ultimi anni, poi sembra che abbiano fatto delle cose meravigliose. Noi abbiamo trovato un paese completamente distrutto. Va bene. Dotto, vuole dire la sua? Sì, grazie. Io sono veramente basita da quello che sta dicendo il rappresentante dei 5 Stelle. I 5 Stelle sono il male di questo paese. Lo dimostra il fatto che questo contratto che è stato fatto con la Lega non può funzionare. Non può funzionare semplicemente perché abbiamo di fronte 2 approcci ideologici completamente diversi, opposti l'uno all'altro. 5 Stelle ti dicono non facciamo le infrastrutture perché c'è il pericolo della corruzione in questo paese. Le infrastrutture Scusate, non realizziamo le infrastrutture, ma stiamo scherzando? Ma guardate che la legalità è una precondizione, e studiate un po' di più, tanto che dice che nel Movimento 5 Stelle ci sono persone preparate. È vero, infatti Gigino Mimaio quanto preparato sia in materia, che non ha mai lavorato in vita sua. Il problema è proprio questo: mancano figure competenti, mancano figure che abbiano anche una loro storia politica. Guardate, dove ci hanno portato i competenti? Guardate che ci vuole anche esperienza in politica, ci vuole novità, ma non ci vogliono gli improvvisati in politica. Io ricordo che quando si insediarono i 5 Stelle, per la prima volta aprirono il testo della Carta Costituzionale. Questo vuol dire che non l'avevano studiato, e questo è gravissimo. C'è tanta incompetenza. La Lega in questo momento, per salvare il Paese, e le elezioni europee saranno importanti, il risultato di queste elezioni europee, perché la gente in giro ne parla, lo sente, lo percepisce sulla sua pelle, perché questo è un governo che assieme non fa nulla di buono. Avete fatto provvedimento reddito di cittadinanza, che invece di aiutare i bisognosi aiuta i furbetti, i disonesti, aiuta chi ha subito una condanna, quindi persone che non hanno la fedina penale perfettamente pulita. Fratelli d'Italia, le ricordo che alla Camera ha presentato un emendamento a tal proposito, chiedendo che il reddito di cittadinanza non venisse esteso alle persone condannate per reato di sfruttamento dei minori per l'accattonaggio. 5 Stelle hanno bocciato questo emendamento, glielo ricordo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che questo provvedimento non è stato fatto ad hoc per aiutare le persone che ne hanno bisogno, gli italiani in primis che ne hanno bisogno, ma le persone disoneste. E poi, senza parlare della fatturazione elettronica, che ha ammazzato il nostro tessuto produttivo, che è sempre ogni giorno è sempre più in declino. Chi ha introdotto Noi la abbiamo fatturazione voi siete al governo. Chi l'ha introdotta, scusi? No, dobbiamo rispettare gli spazi. Questo contratto
nuocerà questo paese, sta nuocendo questo paese, e la gente lo ha capito, l'ha ben compreso. Guardate che i 5 Stelle hanno un approccio ideologico che è assolutamente fuorviante e pericoloso, fuori dalla realtà. Va bene, grazie dottor. Senta Zanerato, abbiamo parlato di giovani, di lavoro, c'è il paradosso, siamo costretti a assorbire la manodopera dai paesi dell'est, anche dall'Africa, perché poi i ragazzi che vengono, i clienti asilo, poi bene o male vengono introdotti nel mondo del lavoro, e invece abbiamo i giovani che vanno all'estero. Poi si parla che non abbiamo la preparazione, quindi i nostri giovani preparati li prepariamo, li formiamo e andiamo ad avvantaggiare nazioni all'estero a cui questi ragazzi pagano poi le pensioni dei residenti all'estero. Sì, su questo prendo uno spunto detto da prima da uno dei 2 rappresentanti che mi hanno anticipato. Il mondo imprenditoriale rispetto alla politica, quando mai si è seduta attorno ad un tavolo e ha detto: guardate, quello che avete studiato, parlo alla Regione in questo caso, quello che avete studiato ci porterà domani ad avere queste necessità, questi bisogni. Sulla formazione volete fare attività che vadano ad implementare, a forzare, a stimolare la formazione di un certo tipo di categoria? Questo non è mai stato fatto. La formazione è competenza regionale. Perché la Regione, e torno sempre sul tema Zaia e Company, perché ha governato il centrodestra in questi 30 anni, la Regione cosa ha fatto sotto il profilo della formazione per preparare le aziende, le persone che erano in difficoltà, le aziende che chiudevano? Quale tipo di risposta sociale veniva dato a queste persone? Nulla. Quando parliamo di sanità, torno a precisare, la sanità è una competenza delegata alle regioni, quindi non si può incolpare il governo di non aver fatto queste cose, ok? La competenza è regionale e rispetto alla bravitù di questo governo, i 40 miliardi che necessitano prima di fine anno, da dove li tirate fuori? Chi li dovrà pagare? Perché la state nascondendo? C'è una manovra da 40 miliardi, 23 dell'IVA aumento e gli altri per altre questioni. Sul fatto del reddito di cittadinanza che diceva la mia vicina di sedia, c'è un piccolo problema. Migliaia di persone dovevano aderire, 500.000, 136 hanno rinunciato. Allora, era una cosa che andava fatta o molto probabilmente necessitava di cerchiamo di trovare una soluzione fra quelle che sono esistenti migliorative, le miglioriamo. Perché anche sulla fatturazione, guardate, sarà stato il governo Renzi che l'ha messa in piedi, ma è entrata in vigore quando c'eravate voi e avevate tutto il tempo per bloccarla, se aveste voluto. Siccome non era la priorità, non era quello che vi interessava, perché necessitava andare a prendere i voti e i consensi in altre parti, avete fatto altri tipi di soluzioni. Siete andati a regalare dei soldi a gente che è in divano da mattina e sera. Benissimo, ecco, allora adesso siamo pronti per un altro stacchetto pubblicitario. Per gli ultimi 10 minuti domande un po' molto approfondite, perché sicuramente quello che ha detto Zanellato è un aspetto da approfondire. Nessuno ha il coraggio di dirlo perché siamo in campagna elettorale. Ripeto, nessuno ha il coraggio di dirlo perché fa male alla campagna elettorale, ma si è capito benissimo che ci sarà l'aumento dell'IVA, a meno che non ci sia un miracolo. Pubblicità, approfondiremo questo aspetto. Al business plan e quant'altro, però la prima cosa che dobbiamo normalizzare siamo noi. Nella mia testa il sogno di diventare imprenditore già a 16-17 anni. Bravo, sei molto più preparato di me. Un grande applauso per
Eccoci di nuovo in diretta, sono le 21.50, ringraziamo, lo vedete dietro di me, il nostro main sponsor Exo01, una società di comunicazione che si occupa di valorizzare esattamente le caratteristiche delle aziende, quindi enucleare, tirare fuori quelli che sono gli obiettivi aziendali e poi trasformarli in mezzi di comunicazione. Non serve solo produrre, fare i bravi tecnici, soddisfare, assecondare se stessi, parlo delle agenzie. Bisogna capire l'imprenditore cosa vuole fare, dove vuole andare, quali sono i suoi obiettivi e poi trasformarli in mezzi di comunicazione. È quello che fa Exo con l'editoria, la TV, i social e i video emozionali. Grazie ancora al nostro main sponsor Exo01 che si trova a Mirano in provincia di Venezia. Una nuova maniera di fare comunicazione. Bene, facciamo una domanda veloce anche al nostro Luca Favini, quindi velocemente l'IVA sarà obbligatoria l'aumento a quanto pare, solo che nessuno ne parla. È possibile, è molto probabile. Le politiche che sono state fatte da questo governo, assieme alla Lega, che ha permesso di fare anche questo reddito di cittadinanza, che ha un costo mi pare intorno ai 9 miliardi, inevitabilmente affossa questo paese. Anche quota 100, siamo in difficoltà. Essenzialmente l'Europa ci chiede 23 miliardi. Se non saremo in grado di darglieli, in qualche modo comunque dovremo farlo. Per cui inevitabilmente o facciamo una patrimoniale o aumentiamo l'IVA, insomma qualcosa va fatto. Per cui è un grosso problema. Per questo che ci sono queste lamentele da parte dei Confindustriali. Il gruppo OCSE ha detto che non stiamo crescendo, che siamo allo zero. L'Istat ha detto 0,3, capirai che botta di vita, non è che stiamo facendo, non è che siamo delle macchine da guerra, siamo in difficoltà. Essenzialmente, se noi promuoviamo l'autonomia, la locomotiva tira di più e anche le altre regioni, che sono gli altri vagoni, vanno avanti. Noi dobbiamo in qualche modo riuscire a far sì che l'IVA non aumenti. Ricordatevi che quando andate a votare, chi vota Lega vota M5S e vota questo tipo di cultura di politica. Non votate Lega, non votate M5S, pensateci, non va bene questa politica. Va bene, Longa il suo spazio, prego. Ma intanto questi dati disarmanti e deliranti li abbiamo sentiti un anno fa e forse i miei colleghi non sanno che il debito pubblico è diminuito di 4 miliardi nell'ultimo mese, dopo che per 18 mesi era aumentato. La disoccupazione è diminuita, l'ho già detto prima, non voglio continuare a dirla. E poi questi dati sul reddito di cittadinanza. Ma insomma, prima ci hanno criticato che erano troppi 900.000, adesso ci criticano che sono troppi pochi 500.000. Allora noi abbiamo cercato di dare un sistema, un ammortizzatore sociale a quelle persone che hanno perso il lavoro e che devono essere reimmesse nel mondo del lavoro. Dobbiamo finirla di dire che il reddito di cittadinanza viene dato a chi sta sul divano. Il reddito di cittadinanza viene dato a quelle persone che hanno un percorso formativo che le reinserisca nel mondo del lavoro. Questo è nato il reddito di cittadinanza. Se poi all'interno siamo riusciti anche a dare una pensione di cittadinanza, io sfido la signora del Fratelli d'Italia di girare un po' nelle abitazioni come ho girato io negli ultimi giorni e vedere i pensionati, ascoltare i pensionati che da 560 euro prendono 780 euro e ci ringraziano. Allora, per me sono più importanti i ringraziamenti di queste persone che le critiche di Fratelli d'Italia che fino adesso ha governato con Berlusconi e ci ha distrutto il paese. Va bene. Senta, Fratelli d'Italia, io quello che ho visto recentemente Dotto in queste scorci di campagna elettorale, è l'unico partito, secondo il mio punto di vista, che alla fine è andato a difendere le famiglie, a dire ragazzi, le imprese, ha avuto il coraggio di dire ci sono i giovani che non hanno lavoro, i giovani all'estero. Sì. Degli altri partiti mi sembra, almeno effettivamente, che si parla più di raccogliere consensi nelle piazze oppure di fare emendamenti populisti. Infatti confermo, guardi, noi questa campagna elettorale è abbastanza impegnativa, direi, per il Parlamento europeo e abbiamo fatto, per rispondere al collega Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto ben 22 province, io con il consigliere Sergio Berlato, e ne abbiamo sentite tante da parte di cittadini, i quali lamentano da parte di 5 Stelle di questo approccio ideologico che è assolutamente fuori dalla realtà. Perché vede, in Italia noi non abbiamo bisogno del reddito di cittadinanza, abbiamo bisogno di lavoro, glielo ribadisco a gran voce. Le imprese devono iniziare a crescere, devono iniziare ad assumere. Noi dobbiamo, il nostro motto è, caro Grillino, caro 5 Stelle, è
assumi di più e pagherai meno tasse. Questo è il nostro motto, questo è il nostro aiuto alle imprese, deve essere concreto. L'Italia ha bisogno di persone che trovano un'attività lavorativa, perché quando tu hai lavoro hai dignità, ma con il reddito di cittadinanza non restituisci ad una persona la dignità, perché tu hai una mentalità in questo paese in cui gli italiani hanno voglia di rimboccarsi le maniche. Ricordiamo i nostri padri, i nostri nonni hanno emigrato all'estero. Io stessa sono figlia di genitori che hanno emigrato all'estero, si sono rimboccate le maniche per dare un futuro alla propria famiglia. Questa è la mentalità giusta. Dobbiamo imparare a capire che i 5 Stelle è il male di questo paese. La Lega si deve liberare di questo abbraccio mortale con i 5 Stelle e deve, e mi auguro e auspico che ciò accadrà perché i cittadini ce lo chiedono, che possa creare questo nuovo governo di centrodestra anche con Fratelli d'Italia, che ha proposto dei progetti concreti per il paese. Noi pensiamo anche ai giovani. Basta questo esodo dei giovani, i giovani devono rimanere, le nostre eccellenze, le nostre capacità devono rimanere nel nostro paese, le imprese devono assumere, altro che reddito di cittadinanza, altro che fatturazione elettronica, aiutiamo, diamo risorse alle imprese, dobbiamo aiutare l'attività imprenditoriale, le eccellenze del nostro territorio, vanno difese. Zanellato, se vuole aggiungere qualcosa brevemente, poi sì, io volevo soltanto dire una cosa, che parliamo di reddito di cittadinanza e diciamo il reddito di cittadinanza va bene al sud e il nord che vuole lavorare, benissimo. Se il nord vuole lavorare, perché non facciamo sta TAV? Ma scusatemi, ma le merci come fanno a viaggiare? Come facciamo a essere competitivi se noi non abbiamo i collegamenti in maniera veloce che ci portino nei vari punti d'Europa e del mondo? Quindi la TAV è una cosa necessaria. Io capisco che ci sia della gente a cui non va bene. Anche a casa mia, quando vennero a impiantare la centrale termoelettrica che fornì l'8% di energia a tutta Italia, non andava bene perché veniva a creare dei problemi. Ma poi quella ci ha permesso di uscire da una situazione di scollegamento totale dal mondo. Allora dico, quell'investimento è un investimento che va bene per lo Stato, per l'Italia e quindi va fatto. Perciò non nascondiamoci dietro il fatto che abbiamo dato il reddito di cittadinanza e adesso fare la TAV non serve più a niente. Non è così. Va bene, d'accordo, grazie Zanellato. Senta, 20 secondi ciascuno. Favini, perché gli elettori devono votare Forza Italia? Devono votare Forza Italia perché noi, il nostro programma, vogliamo far crescere il PPE in Europa a tutti i costi, di modo da spostare l'asse dell'interesse politico verso la destra. Vogliamo che le tasse vengano abbassate in questo paese perché il mondo lavorativo deve crescere. Giù le tasse e giù le tasse. È questo il precetto per il nostro paese. Perfetto, in 20 secondi, Longo, Cadoneghe. Votate noi per un'alternativa al sistema amministrativo che c'è stato fino ad ora e perché noi faremo veramente un'amministrazione nuova aperta ai contributi di tutti i partiti. Mi auguro che i candidati sindaci delle altre forze la pensino un po' diversamente dalla platea che ho avuto oggi, che mi ha attaccato, e sono veramente orgoglioso di essere stato attaccato perché è una differenza del nostro movimento rispetto ai partiti precedenti, che quello che noi diciamo poi lo facciamo. Grazie. Dotto, se vuole, perché votare Fratelli d'Italia? Votate Fratelli d'Italia perché è il partito della legalità e dell'onestà. Votate Berlato, Dotto, Meloni, che è la terna che è stata decisa dal coordinamento regionale del Veneto per il Parlamento europeo. Berlato ha dato ampia dimostrazione in Regione Veneto di essere un uomo che crede fermamente nei valori della giustizia e legalità. Se non ci fosse stato Sergio Berlato, oggi non avremmo avuto l'inchiesta Mose, perché ha avuto il coraggio di denunciare, unico politico in Regione Veneto che ha avuto il coraggio di denunciare il sistema del malaffare, i ladri del Mose. Zanellato. Votare il Partito Democratico vuol dire creare le condizioni affinché in Europa ci siano persone competenti che possano fare gli interessi del nostro territorio, e dall'altro anche perché questo governo, la Lega e i 5 Stelle, hanno dimostrato di essere incapaci di governare e di essere più interessati a farsi foto, selfie
e quant'altro, e a fare la gara che la spara più grossa. Benissimo, ringrazio allora la partecipazione dell'avvocato Luca Favini, membro del coordinamento Regione Veneto Forza d'Italia, Nicola Longa, candidato sindaco di Cadoneghe Movimento 5 Stelle, Isabella Dotto, candidata alle europee Fratelli d'Italia. Grazie per l'ospitalità. Angelo Zanellato del Partito Democratico. Che dire, io penso che questa trasmissione abbia dato ampio risalto ad argomentazioni. Quello che l'invito e l'auspicio di questa trasmissione, che faccio volentieri, è quella di dare a voi telespettatori elementi di giudizio oggettivi, ognuno li interpreterà come vuole. Quello che vi chiedo personalmente è di usare il cervello sempre e di non farvi abbindolare da proclami falsi o da situazioni di piazza deliranti. Ecco, imparate a usare il cervello, penso che sarà la vostra garanzia per sempre. Grazie, vi aspetto domani su Canale 84 alle 21, sempre con Insieme delle Persone.